Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Queste le notizie più importanti della mattina. In apertura la chiusura del cerchio attorno agli arrestati di ieri nel blitz di Librino. I carabinieri di Catania hanno arrestato nelle scorse ore gli ultimi 2 indagati che si erano resi irreperibili e che si sono consegnati nelle scorse ore spontaneamente. Operazione della Finanza a Messina ha disposto il sequestro di 3,8 milioni di euro nei confronti di un professionista accusato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'uomo avrebbe spostato all'estero, senza dichiararle allo Stato italiano, dei beni ricevuti grazie a un'eredità. Sequestrati 28 kg di marijuana Niscemi nel Nisseno, la droga era nascosta all'interno dei telai del Cuneporte, suddivisa in 25 confezioni. Lo stupefacente, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 200.000 euro. 3 gli arrestati. Denunciati 4 giovani vittoriesi accusati di essere gli autori di una violenta rissa in un bar del Ragusano, le riprese dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di ricostruire l'esatta dinamica dell'evento. Dalla discussione si è passati ai fatti in cui si sarebbero scagliati contro sedie e tavoli. 200 euro l'anno di sconto sulla tassa dei rifiuti per i contribuenti che adottano un cane dai rifugi convenzionati o dal canile locale. È una delle misure adottate dal comune di Misterbianco nel Catanese grazie al bonus svuota canili. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.neosicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.